Il Consiglio Comunale di Agrigento ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026. Il sindaco Franco Miccichè apprezza il senso di responsabilità civile e politica testimoniato dal Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Civiltà e dai consiglieri comunali che hanno votato a favore del documento contabile. E spiega: l'aver approvato il bilancio di previsione in tempi ragionevoli, ovvero a settembre, seppure in ritardo ma ben in anticipo rispetto alle consuetudini del passato di approvazione di solito a fine dicembre, permette di programmare e pianificare l'azione amministrativa in modo razionale e proficuo, con meno affanni e incertezze. Ciò determina vantaggi soprattutto in riferimento all'avvento del 2025, anno in cui Agrigento sarà capitale italiana della cultura, perché sarà possibile da subito preventivare e garantire la copertura a tante iniziative, consolidando il percorso di rilancio e di sviluppo avviato. Il successivo passo sarà quello di accelerare i tempi per portare in aula il bilancio di previsione 2025-2027 nei tempi stabiliti dalla normativa. Ringrazio, conclude il sindaco Miccichè, l'assessore al bilancio Patrizia Lisci, il dirigente del settore dei servizi finanziari Mantione, il collegio dei revisori, per aver svolto il proprio ruolo con competenza e celerità. Il conseguimento del pareggio di bilancio per il periodo 24-26 è stato reso difficile dal quadro delle risorse finanziarie disponibili, che risulta carente rispetto alle necessità del territorio. Da segnalare, continua il sindaco, in particolare la previsione di una maggiore quota di recupero di disavanzo di amministrazione pari a 800.000 euro, da anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti negli anni precedenti per accelerare i tempi di pagamento dei debiti commerciali, l'introduzione a partire da quest'anno del concorso dei comuni al risanamento della finanza pubblica con un impegno di spesa a carico dello stesso comune di 300.000 euro l'anno. Nel corrente 2024, conclude il sindaco, l'ammortamento decennale del prestito sarà concluso, erogato dalla Regione per la copertura dei debiti della gestione dei rifiuti degli anni scorsi a cura della società d'ambito. Ciò consentirà di liberare nuove risorse a partire dal 2025 per un importo complessivo di circa 530.000 euro.